Fare oggi l'allevatore, in particolare di vacche da latte, non è cosa facile. Il mondo nel giro di una decina d'anni è cambiato, il prezzo del latte è sceso e questo non consente più all'allevatore di sbagliare. Siamo a Bressanvide, in provincia di Vicenza, perché l'ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, ha promosso un incontro che devo dire ha riscosso davvero molta partecipazione. Io sono insieme al presidente dell'ARAV, diamo il benvenuto a Floriano De Franceschi. Allora, in che modo, quali sono gli strumenti che l'ARAV mette a disposizione dell'allevatore per accompagnarlo nella propria attività? Ma sono degli strumenti innovativi sotto questo profilo, perché noi facciamo una raccolta di dati ogni 40 giorni in una stalla. Devo dire che prima della regionalizzazione delle APA ARAV, insomma, nel contesto nazionale, ogni APA aveva un suo programma, una sua gestione, per cui era anche più difficile avere dei confronti su tutti i dati che vengono raccolti. Oggi, negli ultimi 2 anni, ora si stanno adeguando un po' tutte le regioni, questo programma si alleva, permette all'allevatore di essere continuamente in costante confronto con le medie provinciali, le medie nazionali e confrontare così la sua produzione, il suo management aziendale con altri allevatori. E questo, come si dice un po' in tutto, insomma, una sana e buona competizione fa bene al sistema. Qui oggi abbiamo parlato di selezione genomica. In che modo può essere d'aiuto questo all'allevatore? Si accorciano i tempi delle risposte che la genetica dava. Prima bisognava aspettare un tot di figlie perché il toro fosse provato o no, mentre ora con la genomica andiamo a lavorare più sul DNA dell'animale, per cui i tempi di risposta da parte della genetica sono molto minori e i risultati che noi poi avremo sulle stalle ovviamente diminuiscono. Vi aspettavate così tanta partecipazione? Devo dire che ultimamente troviamo una discreta partecipazione, magari non me ne aspettavo così tanta. Però anche ieri che abbiamo fatto un meeting dove abbiamo coinvolto tutte le scuole con gli istituti giù a Padova, abbiamo visto una grossa partecipazione anche dei ragazzi, sempre ragionando sul discorso delle azioni, e questo insomma ci fa molto piacere. Ringraziamo Floriano De Franceschi, il presidente dell'ARAV, e diamo il benvenuto a Riccardo Negrini, che è il direttore tecnico dell'AIA. Allora, ha parlato nel suo intervento di benessere animale. Quanto questo conta poi alla fine nel bilancio che un allevatore deve fare poi del proprio mestiere, del proprio lavoro? Allora, abbiamo visto che il benessere animale è una condizione di fatto importante per un allevatore, perché dal benessere animale dipendono dei fattori di diretta implicazione economica. Benessere animale di fatto vuol dire migliori produzioni, vuol dire minori interventi dei veterinari, vuol dire elevata qualità del prodotto e alla fine minori costi di produzione, per cui lo sforzo dell'associazione è quella di aiutare gli allevatori a coniugare benessere animale e redditività dell'allevamento. Di genomica invece ha parlato il dottor Enrico Dadati, che è il responsabile dei programmi genetici per Inseme. Quali sono i programmi di miglioramento genetico nel bovino da latte? Il programma di miglioramento genetico consiste nell'identificare gli individui migliori per le caratteristiche che si ritengono più importanti e farli riprodurre in misura maggiore rispetto agli altri, quelli meno adatti. Quindi nell'ambito maschile si tratta di individuare i migliori tori e poi di adibirli alla fecondazione artificiale, che è lo strumento più potente di miglioramento genetico che si è sviluppato nel bovino da latte. Quanto è importante per un allevatore affidarsi alla genomica? Allora, dal punto di vista dei maschi, il lavoro sulla genomica viene fatto dai centri di fecondazione artificiale come Inseme e tutti quanti gli altri. Quindi noi ci avvaliamo della genomica per utilizzare uno strumento più sofisticato di valutazione genetica e quindi di scelta dei riproduttori. L'allevatore invece ha in mano uno strumento molto potente nella genomica per identificare le migliori tra le sue femmine, tra le femmine che ha a disposizione. Questo alla fine si traduce in una maggior redditività? Assolutamente.
Io ringrazio il dottor Dadati, responsabile dei programmi genetici di Inseme. Qui da Bressanvido è tutto, ridiamo la linea allo studio.